Il primo piatto di questa sera sarà dedicato alla tradizione. Presenteremo la rosa di Gorizia con pancetta di sauris e, e code di gamberi. Il secondo piatto sarà ancora un antipasto e sarà il toccinbraide di seppie su crema di patate e delle cime di rapa, quindi una tradizione che va un po' al sud. Come secondo piatto principale, presenteremo il branzino cotto nella trasparenza con verze saltate e un ristretto di tè rosso carcadè. Partiamo dalla prima, la rosa di Gorizia. Piatto della tradizione perché? Perché è una vecchia ricetta che si faceva con il radicchio POC, il radicchio di campo, condito e poi condito alla fine con le pancette, con i ciccioli sciolti in padella, quindi era un piatto della tradizione molto ricco di grassi, molto succulento. Quindi noi l'abbiamo modificato usando la rosa di Gorizia, usando i gamberi, usando una pancetta un po' più delicata. Il secondo piatto è una rivisitazione del mitico piatto carnico inventato da Gianni Cosetti, che era il toccinbraide con la polenta, la morchia, la fonduta, il foie gras, questo piatto nobile friulano. Io l'ho portato in una cucina marinara e l'abbiamo un po' scoppiazzato, creando, quindi al posto della polenta abbiamo messo una crema di patate, abbiamo utilizzato le teste e il nero di seppia per fare un gioco cromatico, e le seppie quindi fanno da padrone, da crude vengono saltate velocemente in padella per alcuni secondi e poi servito questo piatto. Abbiamo aggiunto le cime di rapa perché mi piace questo tocco di amaro aromatico, e quindi è un gioco cromatico anche questo, di consistenze, di sapori. Il terzo piatto principale, è un piatto, diciamo, abbastanza innovativo per quanto riguarda la cottura. Scalopa di branzino cotto nella trasparenza, e viene cotto in questa carta vegetale, quindi una sorta di cottura a vapore, quindi cottura naturale, senza grassi, senza condimenti. Quindi questo pesce cotto quasi a vapore, messo su un letto di verza, un verza saltata, quindi verza dove il nostro territorio è molto ricco e ne produce di ottimi prodotti, ottime qualità di verza. E poi questo gioco di acidulo che mi piace dare, anziché usare il vino questa volta ho usato un tè che arriva dall'Africa, tè carcadè, tè rosso carcadè. Quindi è un gioco cromatico, sicuramente, che abbiamo il bianco del branzino, il verde della verza e il rosso intenso del tè rosso.